Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Sassari. Un uomo di 78 anni ha perso la vita in pochi istanti sotto gli occhi increduli dei presenti. Gianni Fiora, noto presidente dell'associazione Biasi, è morto soffocato da un boccone fatale mentre pranzava. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare aggiornato sulla cronaca e le storie della nostra isola, iscriviti e metti un like al video. Il dramma si è consumato all'interno della biblioteca Caniga di Sassari. Era una pausa pranzo come tante, quando improvvisamente un pezzo di cibo è andato di traverso al 78enne, ostruendo le vie respiratorie e non lasciandogli scampo. Ma è stato possibile fare qualcosa per salvarlo? Nonostante l'allarme sia scattato immediatamente, la gravità della situazione è apparsa chiara fin da subito. Gli operatori del 118 sono arrivati con estrema tempestività sul posto, tentando ogni manovra di rianimazione possibile. Purtroppo ogni sforzo è stato inutile. Il silenzio è calato sulla biblioteca di Sassari, una vita spezzata in un momento di quotidiana convivialità. È una di quelle notizie che ci ricordano quanto tutto possa cambiare in un secondo, in un luogo familiare come una biblioteca o durante un semplice pasto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La comunità di Sassari si stringe attorno alla famiglia del presidente Fiora. Cosa pensi si possa fare per aumentare la formazione sul primo soccorso in questi luoghi pubblici? Grazie per avermi fatto compagnia durante questo approfondimento. È importante ricordare figure che, come il professor Fiora, hanno lasciato un segno nel nostro territorio. Ti saluto e a presto.